È il momento della sesta corsa, confronto sul miglio per 3 anni, in 7 al via, non corre Fabergé B, 1 Flicka Palm, 2 Fedora Key-Call, 3 Fatima Trebi, 4 Fast and Furious, 5 Finlandia Thor, in seconda linea 7 Fire Black, 8 Physique du Roll. Favori per Fire Black numero 7, 4 successi consecutivi. Macchina intanto che accelera, lascia andare i concorrenti, in partenza la velocità di Fatima Trebi che cerca di avvantaggiarsi su Flicka Palm che vende cara la pelle e rientra con la curva, ma si getta di galoppo. L'errore di Flicka Palm. Numero 1 Flicka Palm Passa squalificato. Fatima Trebi. In seconda posizione Finlandia Thor. In seconda posizione Fedora Key, scusate, mentre i 400 se ne vanno in 29,3. In terza c'è Finlandia Thor, mentre all'esterno c'è la risalita veloce da parte di Physique du Roll che si trascina Fire Black. Se ne vanno i primi 600 metri di gara in 45 spaccato con Physique du Roll che attacca con decisione Fatima Trebi, passa di forza dopo 700 metri di gara ed è nuovo leader dopo il primo giro completato in 58,9 e a questo punto entra in azione Fire Black che prova a portarsi sul nuovo leader Physique du Roll che completa intanto un chilometro l'errore di Fire Black, un chilometro iniziale in 1:13,7 numero per 7 Fire Physique Black du Roll. In seconda squalificato. posizione c'è Fatima Trebi, poi Finlandia Thor che sposta all'esterno, cavalli a 400 metri dall'arrivo con la progressione di Finlandia Thor che viene con decisione a superare Fatima Trebi per gettarsi in caccia di Physique du Roll. Cavalli al completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo, si presenta nettamente in vantaggio Physique du Roll che nel finale accelera ancora per isolarsi in avanti e fornire ottimo primo piano, il raddoppio per Roberto Vecchione con Tim Ehlert che viene a vincere nettamente. Il secondo posto per Finlandia Thor, mentre più indietro al testo c'è Fatima Trebi. A spalle indietro Roberto Vecchione con Physique du Roll che vince davvero molto molto bene. Io ho 1:58 sul mio cronometro per Physique du Roll che corre davvero alla grande. Sta femmina di Roberto Vecchione, Tim Ehlert, scuderia Golfo dei Poeti, che vince con una ventina di metri di margine su Finlandia Thor.